Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Il nostro appuntamento delle 12 quest'anno, in questa nuova stagione, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Tante novità all'interno del palinsesto, tanti nuovi programmi. Pensate, da settimana prossima riprendiamo anche con la programmazione di aperitivo social che si aggiunge alla programmazione delle 12, quindi alle 18 con il mitico Francesco Caravello inizieremo aperitivo social e ancora si aggiungeranno anche gli altri format, come sempre io compro siciliano chef per parlare dei nostri prodotti, dei nostri piatti, e lo faremo con Alessia Smile and Food per questa seconda stagione. E poi abbiamo il Tour delle Meraviglie per viaggiare in Sicilia conoscendo luoghi che si raccontano ed anche prodotti, arte, cultura e poi tantissime novità. Vi diciamo, visitate anche il nostro canale YouTube e soprattutto iscrivetevi perché puntiamo molto su quello che sarà la programmazione futura, ci sono veramente tanti bei progetti che condivideremo e a proposito di questo mi piace condividere ogni giorno la gioia di portare avanti un progetto che è il progetto di Io Compro Siciliano. Lo faccio condividendolo con ognuno di voi e quindi permettetemi, come sempre, di dire grazie 253.781 volte grazie. Grazie sempre, grazie ad ognuno di voi per l'entusiasmo, la forza, la determinazione nel portare avanti questo grande stile di vita, questo grande progetto che porta il Made in Sicily nel mondo. Proprio qualche giorno fa abbiamo aperto questa nuova stagione con i tre ideatori di Io Compro Siciliano, Davide Morici, Francesco Caravello, Giuseppe Giorgianni, per parlare di quello che poi è il grande piano di sviluppo di Io Compro Siciliano. Proprio giorno 9 di ottobre presenteremo alla stampa nazionale ed internazionale quello che è il macro progetto di Io Compro Siciliano ed intanto volevo anche condividere con voi quella che è la grande forza, il grande entusiasmo per aver presentato il più grande portale del Made in Sicily che è www.iocomprosiciliano.com. Sono circa 50 aziende, oltre 2000 prodotti e articoli che raccontano la Sicilia. Identità, qualità, provenienza. Oggi sarà una puntata, e così come ogni giovedì, dedicata alla rubrica Chiedimi pure, al giovedì a cura di Davide Morici, al venerdì sempre rubrica Chiedimi pure a cura di Giuseppe Giorgianni. Davide Morici, che sapete è uno dei tre fondatori, esperto in eventi culturali, presidente Confartigianato Turismo e Spettacolo, grande esperto del territorio, della comunicazione. Giuseppe Giorgianni invece al venerdì parlerà con noi e domani abbiamo un grande ospite, parleremo di internazionalizzazione del mercato e quindi come portare il Made in Sicily nel mondo e poi quello che è il mondo nella Sicilia. Oggi dunque parliamo di cultura. La cultura, perché è importante investire in cultura? Perché proprio questa mattina in uno dei post di buongiorno dedicato agli amici, a tutti gli amici, a tutti voi, scrivevo investire in cultura è importante perché si crea un tessuto migliore, umano e sociale per raccontarci al mondo e soprattutto per creare delle nuove occasioni di forza e di riscatto. Oggi avremo degli ospiti specialissimi nel corso della nostra giornata, avremo Giorgio Lupo, Emanuele Zammito, perché parleremo di questo importante evento siciliano che si è svolto a Termini Imerese, che è Termini Book Festival, che ha portato grandi editori, grandi giornalisti, grandi personaggi
in questa bella città di Termini, ed ancora parleremo di un'associazione, di una cooperativa sociale formata da grandi artisti. Una di queste sarà ospite, forse direi proprio la più rappresentativa, di Pitta Amuri, e parleremo di street art, come è possibile colorare le nostre città, dando anche un senso sociale molto forte. Dunque puntata da non perdere. Bene signori, noi siamo pronti. Ringrazio come sempre Paolo Gatto in regia, e proprio dalla regia vorrei mandare il via per la rubrica del Chiedimi pure. Signori, al giovedì con la rubrica Chiedimi pure, Davide Morici. Buongiorno, benvenuto e bentrovato. Buongiorno Katiuska, buongiorno a tutti, buongiorno Io Compro Siciliano. Felice di riprendere anche questa rubrica dopo questa piccola pausa estiva. Bene, Davide, io inizierei, prima di entrare nel vivo della nostra rubrica di oggi, vorrei fare una piccola introduzione parlando un po' di quella che è stata proprio qualche giorno fa la vostra presentazione del macro progetto, quindi fare una parte introduttiva molto breve per poi invece entrare nel vivo della discussione, perché un aspetto molto importante di Io Compro Siciliano è sicuramente quello legato alla comunicazione, quello che è l'aspetto mediatico. Oggi ne parleremo e approfondiremo un po' il tema, ma partiamo un po' da quello che è la presentazione del macro progetto, di questo piano industriale, un po' una parola che a volte può anche, non so, mettere un po' di paura, e invece... Assolutamente, sono il primo io a dirlo, quasi in maniera implicita, perché quando si parla di industriale si pensa alla logica di snaturare tutto ciò che è naturale, perdere un po' quello che è l'artigianalità, ed è quello che poi noi abbiamo sempre sin dall'inizio promosso, perché il gruppo, come abbiamo detto sempre, nasce sulla artigianalità. Per noi artigianalità è territorio, quindi parte dal territorio e quindi dal prodotto, dal produttore, da tutto ciò che si può costruire partendo dal territorio, quindi da questa forte identità. Ma il piano industriale invece è legato per noi a quello che abbiamo pure sempre detto, che è un progetto imprenditoriale che punta allo sviluppo della nostra terra, della Sicilia, anche e principalmente grazie alla rete, che poi nella sostanza è la vera grande novità di questo progetto, perché tante realtà hanno promosso il Made in Sicily anche in passato, e in Sicilia abbiamo sempre avuto eccellenze, le abbiamo sempre promosse, tante singolarità hanno fatto strada anche a livello internazionale, grandi nomi, prendo sempre l'esempio di Dolce & Gabbana nel mondo della moda, ma sicuramente la rete è quella che è mancata, è quella che si è sempre promossa ma non si è mai fatta, per tante logiche anche culturali, tecniche, politiche, amministrative, insomma da tutti i punti di vista. Noi siamo riusciti a fare rete, quelli sono i numeri che lo dicono. Più di 2300 aziende hanno aderito al progetto, stiamo facendo una grande selezione, perché per noi la qualità, identità e provenienza non sono tre parole messe. Ogni parola, come quando diciamo che ci mettiamo la faccia, noi vogliamo dare un volto a quella parola e un significato che non è mediatico, ma il mediatico in automatico poi si ha, ma è un significato tecnico. Noi stiamo sempre più costruendo quello che sarà poi anche una certificazione nostra, perché Io Compro Siciliano è un brand che ovunque deve essere riconosciuto come identità, come garanzia di un prodotto di qualità che viene dal territorio, di un'arte che viene dal territorio, la manualità del territorio siciliano, tutto ciò che collega la Sicilia. E proprio per questo l'impatto mediatico è quello che oggi sempre più la gente cerca e che di fatto riconosce Io Compro Siciliano. Mi piace raccontare, legarmi all'esperienza grossa del Palio dei Normanni, che tu magistralmente hai condotto, perché ormai sei da tutti i punti di vista il volto ufficiale di Io Compro Siciliano.
abbiamo gestito questo grande evento e per noi è stato un onore, ma è stato bello. Cioè, ci siamo divertiti professionalmente parlando, perché quando tu abbini la professionalità di una squadra che va dalla regia al tecnico, a colei che presenta, al live, quindi quando tu abbini la professionalità alla squadra, cioè quindi al team e a quel fil rouge che un po' ci lega e ci fa divertire, si lavora bene e si arriva a conquistare grandi traguardi. E il caso del Palio dei Normanni lo è stato, abbiamo avuto più di 500.000 visualizzazioni ed è nata una sinergia. E mi piace che poi si collega anche agli ospiti che hai presentato o perlomeno che hai accennato all'inizio, mi piace proprio legarlo sul fatto che noi per promuovere la nostra terra dobbiamo partire dal territorio. Per promuovere un olio dobbiamo partire dalla pianta, dalla piantina, quindi dal territorio. E se noi partiamo dal territorio, quell'olio avrà un successo immenso e dobbiamo raccontarlo. Oggi abbiamo bisogno di ascoltare le storie, l'identità del nostro territorio e la gente attraverso quella dà il valore giusto al prodotto finito. È un po' come Io Compro Siciliano, che è nato nel territorio e dal territorio 4 mesi fa e si sta sviluppando in quel piano industriale che sarà ed è poi il prodotto che servirà a gestire fisiologicamente, proprio per questo piano industriale, è come se fossero tante aziende in un'azienda. C'è la web TV e la viviamo in questi live che stiamo riprendendo, in tutta la programmazione che abbiamo messo in campo, che è Apro e chiudo eccellente. parentesi, Davide, io di tanto in Dimmi. tanto mi introduco così Fallo, come per fallo, spunto. No, fallo. e apro e chiudo parentesi dicendo ancora una volta invito tutti gli amici di Io Compro Siciliano ad iscriversi al nostro canale YouTube perché ci sono veramente tanti bei progetti che come sempre condivideremo con tutti i nostri amici. Quindi chiudo la parentesi e lascio ancora la parola. Sì, Sono dicevo quindi quindi tanti, sì. sì, c'è la web TV che è quella a cui stiamo puntando tanto e che verrà implementata. Invito sempre più la gente a seguirci anche nel canale YouTube dove anche queste dirette vanno in diretta e comunque tutta la programmazione nostra va in contemporanea sì sui canali social ma anche YouTube. Poi anche c'è il progetto che è partito di iocomprosiciliano.com, il portale che verrà sempre più implementato, che già all'interno ha eccellenze d'eccezione e che sempre più andremo a implementare sotto forma di prodotti e di imprese che hanno un'identità forte nel nostro territorio. Avremo il portale del turismo, il più grande portale del turismo, dove uno acquisterà l'esperienza Sicilia, se la costruirà proprio in autonomia. La Sicily City Pass, che è la card dei servizi per il turista, che questa è stata lanciata, come abbiamo detto più volte, l'anno scorso con il tour dell'attore più famoso della Cina e con il patto e l'accordo che abbiamo fatto proprio per portare i turisti cinesi, che ovviamente in questo momento abbiamo interrotto, ma che è sempre aperto nel momento in cui verrà mandato il film. Contemporaneamente abbiamo i corner, la grande distribuzione, immaginate dentro la grande distribuzione il corner Io Compro Siciliano con i prodotti del territorio d'eccellenza selezionati da Io Compro Siciliano, quindi parliamo di chicche. Lo stesso i negozi, shop nel mondo, quindi il franchising, lo stesso il sociale. Vi racconto sempre l'esperienza che stiamo portando avanti con una fondazione internazionale che vuole promuovere in Sicilia, supportare, finanziare un progetto che tuteli le donne, quindi al femminile, sull'imprenditoria femminile, sull'agricoltura, di rilancio, a marchio Io Compro Siciliano. E ha chiamato noi in quanto esempio a livello nazionale più grosso come numeri di riqualificazione e rivalutazione del territorio, partendo proprio dal territorio. Stiamo ragionando e portando avanti questa attività, quindi diventiamo anche incubatori di impresa. Insomma, è veramente un macro progetto e proprio per questo il piano industriale. Davide, ci sono tanti messaggi e come sempre così subito dopo presentiamo e facciamo entrare in diretta anche i nostri ospiti. Allora, c'è un messaggio di Franco Safina sull'intervento appena fatto. Diceva: buongiorno, ogni artigiano artista dovrebbe rappresentare il proprio territorio dando alla luce
alla storia del luogo, le usanze e i colori della terra. Bravissimo. Ancora il faraone Palermo, buongiorno carissima amica Katiuska, a te altrettanto grande redattore del nostro bellissimo e orgoglioso progetto, tutti i siciliani devono farne parte, così saremo tutti uniti e più forti che mai. Ancora un grande segno di unità sociale per il bene della nostra economia. Ancora saluti a Domenico Scarano, Antonella Conti Gallenti, buongiorno tesoro, Fausta Intravaia, John Blandi da New York, perché devo dire, Davide, noi abbiamo studiato anche un po' quelli che è la presenza dei nostri amici, no? Dei 254.000 quasi amici, abbiamo, se non erro, circa 50 paesi nel mondo. Più di 50 paesi, raggiungiamo, l'altra volta abbiamo visto le statistiche e comunque le pubblicheremo anche per il piacere di conoscerci, con chi dialoghiamo, chi c'è all'interno. Sì, tocchiamo più di 50 paesi al mondo che vanno da un capo all'altro, da nord a sud e da est a ovest del nostro globo, perché d'altronde il prodotto Sicilia è stato sempre identificato come qualità, seppur deve essere ovviamente garantito da determinati protocolli e anche determinate certificazioni, ma nel mondo è stato sempre abbinato alla qualità, quindi ancor più c'è questa voglia di... E da fuori arrivano richieste continue di perché non aprite il negozio, perché non fate questo, perché non fate quello, cioè proprio ci Sì, vogliono. E il sì. progetto Io Compro Siciliano di fatto punta a promuovere e a portare la Sicilia nel mondo, da tutti i punti di vista, a 360 gradi. Ancora messaggi da Rosetta Provenza, da Sergio Cochini, da Mia Amore, Mimma Spallina. Un grazie a tutti voi per il grandissimo progetto che avete realizzato, Sicilia in tutto il mondo. Ancora Giuseppe Privitera e ancora Amalia Lopinto. Un buongiorno a Giuseppe Campo, anche lui fra i nostri amici, e volevo salutare anche tutti gli amici che in questo momento scrivono, ma non ho la possibilità di vedere i messaggi dei video party, quindi un saluto a tutti gli amici. Bene signori, siamo felici di avere con noi Io Compro Siciliano Live, 3 grandi ospiti, parliamo di cultura, parliamo di arte, si è chiuso da poco una 3 giornate che si è svolta a Termini Imerese, siamo in provincia di Palermo, ed è Termini Book Festival. Abbiamo 2 degli organizzatori ed anche una grande artista, signori con noi, Giorgio Lupo, Buongiorno a tutti. Emanuele Zammito e Rosalba Cannavò. Buongiorno, benvenuti e bentrovati. Ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Yeah. Buongiorno. Sono veramente tanto felice perché è importante ed è bello parlare di arte, di cultura, e inizio proprio con Giorgio Lupo. Giorgio Lupo, grande protagonista, insieme naturalmente ad Emanuele, Rosalba, Fabrizio, ci sono veramente tanti nomi che poi vanno menzionati, di una 3 giornate che si è chiusa da poco e che ha fatto diventare la bella Termini Imerese, ma anche la Sicilia tutta, un grande salotto nazionale di cultura. Stiamo parlando di Termini Book Festival. Giorgio. Sì, siamo ancora in pieno eco di quell'evento, quindi fa particolarmente piacere parlarne. Poi con te, che sei stata la madrina della serata conclusiva, quindi diciamo che l'apice dell'evento è stato accompagnato e condotto da te in maniera magistrale, cosa che in verità di cui non dubitavamo. E la cosa bella, l'eco che ha lasciato più forte, è stata una certa nostalgia in tutti coloro che hanno abitato l'ambiente Termini Book Festival, che non è stata un'aggregazione di episodi e di piccoli eventi, è stato un contenitore di, una parola un po' abusata, però secondo me calza a pennello, un contenitore di bellezza. Bellezza declinata in modo diverso, declinata soprattutto attraverso la parola scritta, attraverso degli autori di livello nazionale straordinari, ma poi declinata attraverso tutti gli artisti che hanno contaminato con la propria arte quell'ambiente, quindi penso a Adriano Fazio col violoncello, Mimo Minar recitando, piuttosto che Rita Elia la poetessa, Maurizio Majorana con i suoi strumenti musicali fantastici,
Enzo Mancuso, il Puparo, Stefania Bruno, la Sendartist, e i Pittamuri, senza i quali quella piazza sarebbe stata notevolmente più scialba e meno colorata. Quindi questo è un po' di nostalgia, ma anche, se vuoi, un richiamo che già a me, Emanuele, ci sta facendo focalizzare sul prossimo anno. Quindi Anche non... perché Giorgio, proprio l'ultima sera, quando stavamo chiudendo i lavori, una bellissima organizzazione, impeccabile davvero, e poi soprattutto per grandi, grandi personaggi e grandi ospiti dell'editoria, insomma del giornalismo. Ma la domanda, quando io ti feci la domanda, e adesso da lunedì cosa si fa? Beh, la domanda è fatta e la risposta è subito pronta, perché voi vi siete già subito messi a lavoro per la prossima edizione, e quindi semplice fatto. Mi sposto un attimino da Emanuele. Senti Emanuele Zammito, anche lui nell'organizzazione di Termini Book Festival, un grande team, una grande squadra, un grande lavoro e soprattutto grandi risultati. Sì, ma soprattutto la cosa bella è perché il Termini Book Festival in qualche maniera ha coronato quello che è un lavoro che in questi anni abbiamo fatto. Io in particolare sono un assistente sociale, mi dico un assistente sociale di strada, opero dentro una cooperativa e ci siamo dati come obiettivo quello di scendere in strada e anche provocatoriamente attraverso la partecipazione della comunità colorare un attimo il grigiore della nostra Termini. Quindi questo lavoro e l'essere arrivato al Termini Book Festival è un lavoro che sta dietro a degli sforzi di partecipazione di un'intera comunità che è stata presente almeno negli ultimi 2 anni con eventi più piccoli, che ci ha dato lo stimolo e questo input per dialogare con Giorgio e con Giorgio, ecco, lanciarci in questo evento culturale di una certa importanza. Perché la cosa bella è che noi, come abbiamo detto quella sera, abbiamo trovato nella gente un supporto vero. Quindi, al di là di chi era dentro all'organizzazione, abbiamo trovato quello esserci per voler esserci e per rilanciare un territorio che ha bisogno di queste persone e di queste bellezze. Tra l'altro adesso mi hai anche un po' dato la possibilità, Emanuele, proprio con questa tua risposta, di introdurre una grandissima artista. Noi abbiamo visto, lei mi ha detto io preferisco dipingere e non parlare, però come non si può parlare delle opere di Rosalba Cannavò, tra le più rappresentative proprio di Pittamuri, perché quelli che sono le opere in pittura realizzate da Rosalba conquistano per lo sguardo dei suoi soggetti, delle sue donne, queste donne dagli occhi carismatici, sono proprio i soggetti, le donne dei suoi quadri, i suoi colori, la sua forza comunicativa. E questo, devo dire, ha molto conquistato gli ospiti della serata, ma sarà facile anche conquistare gli amici che vorranno vedere le opere di Rosalba Cannavò. Rosalba. Grazie mille, io sono felice, onorata di essere qui, innanzitutto a rappresentare anche i miei compagni di viaggio, i Pittamuri, grazie ai quali abbiamo cercato di portare alla luce tutte quelle zone ombra che ci sono a Termini Imerese con la street art. Non mi piace molto parlare di me, infatti per quanto riguarda le mie opere, io cerco di portare fuori il mondo che ho dentro. Quindi la prima cosa che colpisce della Sicilia sono i colori forti che io cerco di rappresentare in maniera molto, molto dinamica nei miei quadri, e poi il senso di appartenenza, perché io credo che un territorio può esplodere in senso positivo, ovviamente, soltanto se chi lo abita crede nelle proprie capacità e nelle proprie potenzialità. Penso pure che questo sia dettato anche dall'unione, perché l'unione fa la forza. Per questo motivo io mi sono aggregata con entusiasmo a Giorgio, ad Emanuele e anche a Giuseppe Pucci, ideatore dei Pittamuri. Abbiamo voluto coinvolgere questi artisti stupendi che con il loro entusiasmo, la loro voglia di rappresentare appunto la Sicilia, di rendere
il grigiore, cioè di fare scomparire il grigiore di queste città, portando alla luce soltanto la bellezza, visto che è considerato che ci troviamo in un contesto storico, socioculturale un po' tragico. Tra l'altro lo si fa anche portando avanti dei temi molto importanti come l'educazione, la legalità, quindi abbinare quella che è l'arte ad un messaggio importante, il rispetto dei propri spazi, delle proprie città. Ci sono dei messaggi che mi piacerebbe condividere. Allora, Selina Alcala dice un progetto da riprodurre in diverse città siciliane. Selina è una nostra amica francese che vive in Sicilia, ha scelto la Sicilia. Allora, Chiara Seidita, buongiorno. La regione dovrebbe affidare la comunicazione della Sicilia a voi. Raccontate il territorio, prodotti e turismo del Made in Sicily in maniera eccellente. Avete unito i siciliani e state portando sviluppo economico. Io vi appoggio. Grazie, grande Chiara, grazie davvero per questo. Mariano Carbonetti, chef, anche lui della grande squadra di Io Compro Siciliano. Buongiornissima al team di Io Compro Siciliano e ai vostri illustri ospiti. Ciao Mariano, grazie per questo messaggio. Rosa Ottipinti, buongiorno carissimi, bellissimo progetto ad Maiora. Grazie Rosa, sempre. Giuseppe Campo, grandi, adesso è il compito di tutte le aziende siciliane. Sì, adesso dobbiamo metterci al lavoro sempre e comunque. Bene, Davide, effettivamente in quella famosa sera a Termini Imerese abbiamo conosciuto un personaggio che poi è Giorgio Lupo, che oltre ad essere l'organizzatore, è un grande scrittore. E allora sai cosa facciamo, Davide? Io ritorno un attimino da Giorgio perché siamo ormai quasi alle ultime battute. Giorgio Lupo. Io sono molto felice di dire ai nostri amici di Io Compro Siciliano che a breve, ed esattamente il 26, giusto? Sì, Il 26 giorno settembre. 26 settembre presenterai nella Tana del Polpo, AUG Edizioni. Dacci qualche chicca. Ma la chicca, allora, grazie per il grande, rispetto agli scrittori che erano presenti al Termini Book Festival, per ora se ascoltano si faranno grasse risate, però con tutte le proporzioni, magari diciamo grande per aspirazione, questo sì, per ambizione, questo sì, per amore per la lettura e la scrittura anche, però il resto lo deciderete voi quando leggerete il libro. È un personaggio che adoro, Placido Tellurico. Ma veramente lo adoro tantissimo, non è autobiografico, ovviamente è un personaggio del tutto inventato, a cui mi sono affezionato tantissimo, è un personaggio che ha, credo, dei tratti suoi specifici interessanti. La storia è costruita a Termini Imerese e non è una Termini Imerese idilliaca da cartolina, è la Termini Imerese che c'è, quindi è una Termini Imerese bella ma trascurata, sporca come attualmente la nostra Termini, però Placido Tellurico, al di là del suo cinismo apparente, è un sognatore, uno che la adora e la ama alla follia, quindi sta tutto il romanzo più o meno a borbottare di come potrebbe essere bella e di come invece è. Però così come il Termini Book Festival lo ha dimostrato, Termini è una bella donna truccata male, quindi basta levarle un po' di dosso il trucco sporco e ti rendi conto che è veramente di uno splendore infinito, che stupisce anche noi che ci stiamo. Quindi noi su questa cosa qui stiamo costruendo tutto. Prego, prego. Giorgio, noi dobbiamo lavorare proprio su questo, noi dobbiamo lavorare affinché le nostre città, la nostra terra, tutto appaia così com'è e dobbiamo farlo ognuno di voi e qui ognuno di noi. E quando dico partiamo dalle piccole cose, che è appunto un po' quello che fa il Fictamuri dipingendo le città, quello che poi è leggere gli autori, quello poi che è comprare i nostri prodotti. Prima di chiudere fammeli citare perché ci tengo in maniera particolare. Certo. Allora, li citiamo prima che dimentico. Tutti di livello altissimo, quindi non approfondirò i curricula.
Francoforte, direttore delle collane Mondadori da edicola, nonché tantissime altre cose, scrittore, eccetera, eccetera. Sceneggiatore, veramente è un big del panorama italiano e ha anche una caratteristica tutta sua tipica, che lui ha a cuore lo sviluppo e la crescita della cultura e della scrittura italiana. A lui devono tantissimi scrittori famosissimi che senza Francoforte probabilmente non avrebbero scoperto dentro di sé quella vena artistica che poi era cristallina e potente. Poi i tre premi tedeschi Giallo Mondadori presenti. Il premio tedeschi Giallo Mondadori, per chi non lo sa, è una sorta, banalizzando per essere chiari, l'Oscar del romanzo giallo italiano. È il top dei premi che un giallista, a cui un giallista può ambire. Noi ne avevamo 3 e a detta del direttore Giallo Mondadori è la prima volta che accade, quindi meno male. Prossimo anno proveremo ad arrivare a 4, tanto c'erano un po' ancora da poter contattare. E quindi sono Marzia Musneci, Roberto Mistretta e Enrico Luceri. Una nota necessaria per Roberto Mistretta, visto che siamo in questo contenitore, è il primo siciliano ad avere vinto il premio tedeschi Giallo Mondadori. E quindi è un vanto per la nostra terra, tra l'altro recente vincitore perché è stato nel 2019. E poi altri scrittori altrettanto interessanti, altrettanto importanti: Elia Banelli, direttore editoriale di AUG, scrittore di Alter Ego, Nino Genovese, altro siciliano, scrittore, vincitore del premio Strega Junior e scrittore per la Frilli Editoria, una casa editrice specializzata nei gialli genovese. E poi Gino Pantaleone, che per i palermitani è un nome molto conosciuto, carissimo amico, Gino, poeta, saggista, che ci ha permesso di parlare di Michele Pantaleone. Una cosa devo dire su Michele Pantaleone e poi sto zitto. Noi abbiamo in Sicilia un personaggio che ha venduto milioni di copie, milioni, è stato tradotto in 28 paesi e da circa 20 anni sostanzialmente è stato dimenticato. Michele Pantaleone. Io per primo, che sono un grande lettore, io devo essere sincero, non avevo la più pallida idea neanche che esistesse. E ha venduto milioni di copie. Il lavoro di Gino di aver sdoganato la memoria di Michele Pantaleone è un lavoro prezioso. Abbiamo aperto il festival proprio con lui perché abbiamo parlato di antimafia. Non dimentichiamoci che il trucco più pesante che la Sicilia ha è quello della delinquenza mafiosa. Non esiste una mafia buona, non è mai esistita. Esistono consorterie di affari che si imbellettano la faccia, ma sono sepolcri imbiancati. Quindi se vogliamo ritornare ad avere una terra di cui andare sempre orgogliosi, dobbiamo cominciare a dire le cose come stanno e a chiamare le cose con il loro nome. Credo di non aver dimenticato nessuno degli autori, spero di no. No, è Guido Anselmi, meno male. Guido Anselmi, che era stato invitato, scrittore Mondadori e vincitore del premio Retes Magazine, è stato costretto a non venire a seguito di un'influenza. Non è il periodo ideale per muoversi con l'influenza, per cui siamo stati costretti a rinunciare alla sua presenza. Recupereremo il prossimo anno. Assolutamente, tra l'altro c'è Roberto Mistretta che dice mi prenoto fin d'ora per la prossima edizione, sarò lieto di applaudirvi tra il pubblico. Ciao Roberto. Ma lui è il mio mito, lui lo sa, si infastidisce un po' me che io sono un entusiasta, quindi a me quando una cosa mi piace lo dico, non è che, ma tutti quelli che mi conoscono, Manuele è il mio compagno di classe e quindi mi può testimoniare. Roberto è una persona che io stimo artisticamente, ma ancora di più umanamente, è veramente una perla preziosa che abbiamo in Sicilia. Deliziosa. E quindi ancora saluti da Paola Gagliardo, Rita Elia. Il Faraone Palermo dice Rosalba Cannavò è una grande artista ed è un orgoglio siciliano, complimenti anche a Giorgio ed Emanuele, quindi grandi saluti da parte del Faraone Palermo. Bene signori,
Davide Morici, oggi direi che per questa prima rubrica, questo primo appuntamento della rubrica Chiedimi pure, abbiamo avuto modo di parlare ancora una volta della bella Sicilia, e noi come sempre vi ringraziamo e ti ringraziamo per questo. Assolutamente, mi piace sottolineare proprio ascoltando, al di là che ero presente nel pubblico a godere dell'ultima serata di alto livello, e mi permetto anche di citare il festival, cioè proprio nel senso di questa gara che è stata creata e di fatto diventa anche promozione del territorio, cioè attraverso la cultura si dà visibilità a un luogo. Tra l'altro, scusate, Vincenzo sì. Vizzini, presidente di giuria, ecco, avevo la sensazione di aver dimenticato qualcuno, quindi doverosamente lo cito. Assolutamente, devo dire, abbiamo parlato di trucco da togliere, intanto quella qualità che noi tanto menzioniamo deve essere anche qualità nei valori, qualità delle aziende che devono essere di qualità non solo nella materia prima, ma anche nella materia prima delle menti che le gestiscono. Quindi noi promuoveremo sempre più questa qualità. E proprio per parlare di questo trucco da togliere, di queste grandi eccellenze, le piccole cose, un po' come Rosalba diceva, a me piace parlare poco e far conoscere le mie opere d'arte, quindi lei è, diciamo, è il commerciale più grande che esiste, perché vince facilmente, perché fa conoscere le sue opere d'arte, quindi non ha bisogno di parlare. Però tutte queste eccellenze, Rosalba, il festival culturale, il territorio, il sociale, la bottega, come si chiama? Il ristorante dove ho gustato a Tia. Tocca Tia. Ecco, sì. Ecco, appunto, fa parte del progetto. Tutte queste eccellenze, se non vengono inserite in una proposta coordinata, integrata, dove c'è l'insieme della comunicazione, diventeranno sempre tante eccellenze che portano anche tanta rabbia, la rabbia di non poterle promuovere. E allora questo è uno degli obiettivi principali di Io Compro Siciliano, ed è il ritorno a quello che dicevo all'inizio della forza mediatica, è creare proposte coordinate, integrate, affinché un territorio possa avere sviluppo. Lo sviluppo si ha non con tante singolarità ed eccellenze dove vengono poi 10 persone a conoscerlo, ma si ha con degli indotti che portano turismo, cultura, di vario genere e di varie, poi ci sarà quello che apprezza uno e quello che apprezza altro, ma se non viene inserito in una proposta coordinata, dove noi anche a livello istituzionale abbiamo avuto il supporto istituzionale da parte delle nostre istituzioni regionali nel credere nella bontà del progetto, quindi diventa una forza immensa. Se non ci coordiniamo tutti in un'unica proposta, queste eccellenze rimarranno sempre delle nicchie troppo piccole. E non è bello perché è bello promuoverle. Quindi mi piaceva chiudere proprio unendo un po' tutto quello che è stato detto in questo bellissimo evento Termini Book Festival. Bene, allora siamo a chiusura. Ancora fra i ringraziamenti agli amici vorrei mandare un saluto speciale a Lida Stagnetta, che come sempre ci segue, ci supporta, e lei è lì che viaggiando nel mondo porta sempre a tutti il nostro grande messaggio, quindi un saluto speciale a Dida. Ciao cara, mi raccomando, leggiamo, perché noi siamo ciò che leggiamo, siamo ciò che vediamo, siamo ogni giorno una continua esperienza, quindi nella tana del polpo di Giorgio Lupo. Non nella, la tana del polpo. La tana del polpo, Sì. la tana del polpo, giorno 26 settembre. Beh, a questo punto, prima di lanciare anche quest'oggi il nostro video istituzionale a chiusura di questo appuntamento, signori, vi diamo appuntamento a domani. Sta avendo un grande successo, abbiamo avuto dei complimenti veramente qualificati per questo video istituzionale che abbiamo realizzato e che ha realizzato per noi una realtà che ormai è interna e partner, che è la Graphic Movie. Quindi ci piace mandarlo ogni fine puntata, quindi gran bel video che rappresenta un po' tutta la Sicilia. Vogliamo darvi appuntamento domani, puntuali alle 12, ancora rubrica Chiedimi pure a cura di Giuseppe Giorgianni. Domani parleremo di internazionalizzazione, grande ospite, seguiteci, ma adesso, carissimi ospiti, potreste per favore avvicinarvi alla camera? Bene, noi chiudiamo
sempre in questo modo. Dovreste per favore ripetere con me: io compro siciliano. Siciliano. Ti piace? Grazie per essere stati con noi. Ad Maiora, Grazie. Ciao a tutti, Ciao. grazie. Video istituzionale, io compro siciliano, ci vediamo domani. Grazie Davide Morici, grazie Giorgio Lupo, Ciao, grazie Catrusca, Giovanna grazie. Carmanò, grazie Emanuele Zammito. Ciao! Grazie a voi, ciao. tutti. Hey,